Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. Questa sera parliamo di smart working, uno strumento che abbiamo imparato a conoscere in modo particolare in questi 2 anni di pandemia e che dà la possibilità ai lavoratori di lavorare anche da casa. Ci sono stati dei vantaggi, degli svantaggi in tutto questo, sicuramente uno strumento che è stato indispensabile nel primo momento dell'emergenza perché ha permesso alle persone di rimanere a casa protette da eventuali contagi, però di poter contribuire allo stesso tempo anche al funzionamento, insomma, della propria azienda, altrimenti sarebbe stato sicuramente tutto molto complicato. Uno strumento che è stato prorogato dal governo fino al 31 marzo per la fase emergenziale, ma che poi sicuramente potrà anche continuare a trovare delle forme sicuramente interessanti per conciliare casa e lavoro. Di questo parleremo questa sera assieme agli ospiti che sono in studio con me, che vi presento subito, a cominciare da Roberto Re, Presidente dei Consulenti del Lavoro di Udine, da poco peraltro. Buonasera Presidente. Buonasera. E buonasera a Fabiano Benedetti, capogruppo Telecomunicazioni e Informatica in Confindustria Udine e fondatore e presidente della Beantech, una nota azienda dell'informatica della nostra regione. Buonasera Benedetti. Buonasera. E naturalmente ci sono le aziende, i consulenti del lavoro che tirano un po' le file, poi ci sono i sindacati che tutelano anche i lavoratori e che siedono ai tavoli, insomma, per stilare anche questi protocolli che riguardano lo smart working. Di smart working molto si è occupata nella nostra regione Renata Della Rica, segretario della CISL Udine. Buonasera a tutti. Buonasera, allora io partirei subito dal Presidente Re, insomma, tanto per fare un punto sullo smart working, inquadrandolo anche dal punto di vista tecnico, se vogliamo, insomma, che strumento è stato, come è stato utilizzato nella prima parte emergenziale e come potrà esserlo in futuro. Diciamo che lo smart working ha avuto un impulso improvviso quando c'è stata la necessità di riuscire a far funzionare laddove si poteva le aziende, avendo però il personale in lockdown, e quindi si è fatta una corsa a utilizzare questo strumento immediata e chi era meglio organizzato è partito prima naturalmente e chiaramente la cosa interessava le attività che potevano essere svolte in smart working. Prima di questo ultimo periodo, diciamo che lo strumento era limitato ad alcune nicchie, piccole fette del mercato del lavoro, mentre adesso insomma, ha avuto un certo impulso, è cresciuto e sicuramente quello che sappiamo è che di smart working ne parleremo ancora, è uno strumento che deve crescere e deve andare avanti. Di fatto rispetto alla regolamentazione della norma che c'era già all'avvento della pandemia, si è introdotto un nuovo accordo per la regolamentazione dello smart working nel settore privato, almeno, e questo è stato siglato ai primi di dicembre del 2021, il quale poi accordo va a innestarsi nei vari contratti collettivi che vanno poi nello specifico, perché parliamo sempre di una forma di lavoro che ha una regolamentazione perché siamo nell'alveo del rapporto di lavoro dipendente e non altro, con delle peculiarità specifiche e con degli aspetti che particolari che vanno disciplinati, che vanno seguiti. E in particolare penso al fatto che intanto lo smart working è uno strumento che non può essere imposto, ma viene utilizzato nel momento in cui c'è l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro. E quindi questo è il primo aspetto che va tenuto presente. E inoltre l'accordo deve prevedere una serie di aspetti, quali quelli delle modalità di svolgimento, no? Quindi la strumentazione che viene utilizzata dal lavoratore per effettuare l'attivà. Deve essere strumentazione data dall'azienda, di fatto ci può anche organizzarsi in proprio. Diciamo che nelle migliori delle situazioni è l'azienda che dota il lavoratore delle cose. Si è assistito, penso
questi ultimi 2 anni a situazioni in cui erano gli stessi lavoratori che dicevano beh ma io ho il mio computer, io mi arrangio, poi si poneva il problema delle connessioni e quant'altro, però insomma è importante che venga disciplinata e prevista, salvaguardata la sicurezza informatica, quindi la tutela dei dati deve essere... E di questo sicuramente parleremo dopo perché è un certo, aspetto sicuramente molto interessante. Chiedo a Benedetti, poi ritorniamo anche dal Presidente, sicuramente sul fronte delle aziende, lei che naturalmente guida un'azienda informatica di smart working ne parlava già da tempo, però sicuramente è uno strumento che abbiamo imparato a conoscere. Ecco, sul fronte delle aziende come è stata utilizzata questa formula? Insomma, sappiamo che per qualcuno è stato un bene, qualcuno ha ancora delle remore, ecco, diciamo, ecco, se ci sono poi tra l'altro anche dei dati che avete realizzato, insomma, sull'impatto di tutto questo. Beh, intanto bisognerebbe fare un distinguo nell'impatto che ha avuto il Covid e poi appunto la conseguenza del lavoro di smart working tra le grandi e le piccole e medie imprese, perché c'è stato un approccio completamente diverso. Mentre le grandi imprese comunque erano già un po' organizzate perché avendo magari anche sedi all'estero, quindi avevano già la possibilità e la necessità di collegarsi e anche di avere degli strumenti di collaboration che comunque sono tipiche delle grandi imprese. Le piccole e medie imprese ovviamente si sono trovate molto più impreparate, quindi hanno dovuto inseguire, quindi questo fenomeno li ha trovati assolutamente preparati, quindi hanno dovuto inseguire, quindi è stato un impatto iniziale molto forte e quindi gli strumenti che loro avevano a disposizione per poter far fronte a questa necessità non erano adeguati e non erano sufficienti a quelli che erano diciamo, gli obiettivi di poter dare continuità al lavoro. E questo impatto tra PMI e grandi imprese si vede anche poi nelle conseguenze che ha avuto dal punto di vista della continuità del lavoro e delle conseguenze anche sulla produttività, sull'operatività. Ecco, in queste slide che vedete vicino a me c'è proprio l'impatto che ha avuto, diciamo così, lo smart working nelle grandi imprese e io faccio notare due cose che si vedono ovviamente in maniera molto... Allora, giusto per dare una lettura, a sinistra della linea di demarcazione, quindi colori rosso e rosa, molto peggiorato e peggiorato, mentre la parte azzurra e blu molto migliorato e migliorato. E come si può notare la parte conciliazione tra vita privata e lavorativa ovviamente migliorata, ma questo sia per le grandi che per le piccole imprese, mentre secondo il sondaggio che è stato fatto, qui stiamo vedendo dei dati che arrivano dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, che ha vari osservatori, tra cui anche uno proprio sullo smart working, e dove si vede che diciamo che l'efficienza e l'efficacia comunque, secondo l'opinione dei lavoratori che sono stati intervistati, è migliorata. Quindi questo vuol dire che secondo loro, poi bisogna vedere che mediarlo diciamo con l'opinione anche dell'impresa, del datore di lavoro, eccetera, però secondo loro il lavoro nell'efficienza e nell'efficacia è migliorata con lo smart working. Se andiamo alla slide successiva, giusto perché facciamo qui si vede invece l'impatto che ha avuto sulla piccola e media impresa. Ovviamente la conciliazione tra vita privata e lavorativa è migliorata notevolmente con lo smart working per ovvi motivi, mentre come si vede l'efficienza e l'efficacia non hanno avuto un impatto così forte, anzi la maggior parte dice che è peggiorata nell'impatto dell'utilizzo dello smart working rispetto al lavoro tradizionale. È solo una questione di dimensione dell'azienda in questo caso? A vederlo così parrebbe di sì, ma in realtà sotto cosa c'è? In realtà c'è diciamo, la dimensione che poi porta anche a una cultura organizzativa, a una modalità con cui poi i dipendenti anche vengono ingaggiati all'interno dell'azienda. Tutte le aziende nascono piccole, quindi in realtà non è che per forza le grandi aziende siano migliori di quelle piccole, però sicuramente quando un'azienda diventa grande è perché dietro c'è un'impostazione, un'organizzazione, una certa modalità di lavoro che poi porta ad avere questo tipo di conseguenze. Quindi anche dalla nostra esperienza proprio di System Integrator che hanno seguito i vari progetti di utilizzo di tecnologie per abilitare lo smart working, abbiamo visto notevolmente questa differenza, l'impatto che poi nella PMI diciamo che è stato decisamente un impatto molto più forte, principalmente perché all'interno la cultura organizzativa è diversa rispetto alle grandi imprese che invece sono già abituate a questo tipo di approccio. Sì, e come si vede appunto anche da questi dati, diciamo, la comunicazione tra i colleghi, il rapporto con i colleghi chiaramente, ma va da sé, insomma non può essere lo stesso perché manca anche quel rapporto che poi
è fondamentale anche nella vita aziendale di tutti i giorni. E quello vale sia per le grandi che per le piccole, esatto, chiaramente. esatto. No? Infatti si vede chiaramente dal grafico che quello manca sia per le piccole e medie imprese che per le grandi. Della RICA, ecco, sul fronte dei sindacati sicuramente vi siete battuti, insomma, per cercare di mediare uno strumento, insomma, diventato un po' nuovo anche per voi, ecco. Come vi siete trovati in questo approccio e come il lavoratore ha risposto? Io dividerei il lavoro agile, io lo chiamo lavoro agile, prima della pandemia e dopo la pandemia. Prima della pandemia il lavoro agile era veramente conosciuto da pochi e noi come Italia e anche la nostra regione eravamo quasi i fanalini di coda. Poi c'è stata la svolta della pandemia. In pochi mesi abbiamo dovuto mettere in sicurezza i posti di lavoro e quindi anche non solo nel privato, perché già nel privato c'erano già degli accordi tra lavoratori e azienda dove l'azienda concedeva lo smart working al lavoratore, ma nella pubblica amministrazione questo era ancora molto difficile e c'era veramente lo 0,1 dei casi che potevano ottenere lo smart working, mentre con il mese di aprile, quando è scoppiata questa pandemia, gran parte della pubblica amministrazione dall'oggi al domani si è trovata in smart working, quindi abbiamo visto tutti i grandi enti, dall'INPS all'Agenzia delle Entrate, ai tribunali, all'infuori dei servizi essenziali, cioè gli ospedali e le case di riposo, che hanno utilizzato lo smart working. Ecco, eravamo preparati a questo, perché un conto è dire lavoro da casa, una società informatica magari dove si hanno, insomma, delle reti collegate con i colleghi eccetera, un conto è dover accedere a database che sono pubblici dell'ufficio, quindi questa risposta nell'immediatezza, che naturalmente era un'emergenza quindi molto complicata, si è tradotta però anche in una competitività, diciamo, dal punto di vista lavorativo, oppure c'è stata anche quel tipo di difficoltà? Allora, non eravamo preparati, però sia la pubblica amministrazione e le aziende che hanno scelto di convertirsi in smart working per lasciare a casa il personale si sono attrezzati subito. Molti lavoratori hanno utilizzato le proprie attrezzature, dal computer alle linee internet. Dobbiamo anche tenere presente che noi non siamo una regione che ha una rete internet uguale per tutti i nostri paesi, tutti i nostri comuni. C'era quindi chi era in smart working a Udine che lavorava in un certo modo, chi che era a Tarvisio in montagna o in pianura, perché anche in pianura abbiamo dei comuni dove le linee internet non sono così potenti oppure non ci sono, e quindi anche i lavoratori hanno dovuto rimodulare i propri orari di lavoro. Ritengo che quello che è stato anche durante la pandemia non è uno smart working ma un telelavoro, dove anche i lavoratori si sono anche rimodulati l'orario in base anche alle necessità, perché in quel periodo noi abbiamo avuto non solo il papà e la mamma che lavoravano da casa, ma avevamo anche i figli che erano in DAD, quindi le postazioni di computer erano suddivise e i telefonini, perché molti lavoravano anche con i telefonini, tra le varie componenti della famiglia. Sì, Mentre noi quello che chiediamo alle aziende, perché in base alla legge 81 è la legge che tutela i lavoratori a livello di sicurezza, e l'81 del 2007 e anche 17 è la legge che legifera sullo smart working, sul lavoro agile, quindi proprio 81 e 81. Quello che noi chiediamo quando riusciamo a firmare gli accordi, perché il lavoro, anche il lavoro agile, deve essere sancito dalla contrattazione di secondo livello, quindi riuscire a fare gli accordi all'interno delle aziende, perché è corretto che oltre a un lavoro agile vengano fornite delle attrezzature, ma anche il lavoro fatto al domicilio sia un lavoro fatto in sicurezza. Bene, grazie mille intanto. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare di smart working e non solo con i nostri ospiti. A tra poco.
Seconda parte di Economy FVG, tutto casa e lavoro, questo è il titolo della trasmissione di questa sera. Parliamo di smart working con i nostri ospiti, in particolare ora con il presidente dei consulenti del lavoro di Udine, Roberto Re, al quale chiedo insomma qual è il vantaggio per le aziende di attivare oggi lo smart working. Sicuramente il vantaggio è la gestione flessibile delle attività lavorative e questo dovrebbe poi tradursi, soprattutto se si è organizzati, visto l'esperienza che si è fatta negli ultimi tempi, anche una maggiore efficienza, anche se questa è tutta da dimostrare, però il vantaggio a cui si tende è questo: efficienza e flessibilità nelle attività lavorative. Per contro sicuramente si va anche incontro in certe situazioni, non in tutte, ma in certe situazioni a delle esigenze personali dei lavoratori. Ma riuscire a mandare avanti le attività, le cose, in situazioni in cui o perché si è dovuto o anche per scelta si lavora da remoto è sicuramente interessante per l'attività. Per quello che è un po' la sua esperienza a livello di casistica, insomma, per le aziende insomma, della nostra regione, chi ne ha fatto uso, chi ne ha fatto più uso, al di là dei nomi, insomma, anche nei settori, insomma, come è stata utilizzata, insomma, se qualcuno magari ne ha approfittato in un certo senso e qualcun altro magari ecco, va de retro. Tipicamente tutti i settori che operano nell'informatica, nel digitale, nelle comunicazioni erano quelle che già da prima erano propense a questa modalità, quindi chi lo faceva già magari in parte ha ampliato la forza lavoro che utilizza la modalità lavoro agile. A queste attività si sono aggiunte attività più tradizionali, però nei settori dove questo era possibile, nei settori aziendali dove questo era possibile, quindi lavori che potevano essere svolti a distanza pur mantenendo un certo livello di efficacia in sostanza. Ecco. Poi ci sono state situazioni in cui si è venuto anche incontro alle esigenze personali, cioè visto che questo strumento è cominciato a essere in voga per necessità, ecco che in certe situazioni erano i lavoratori stessi a richiederlo laddove avevano un interesse a farlo. Insomma, ecco. Ecco, sicuramente lo accennava lei prima, la sicurezza informatica è molto importante, Benedetti, anche perché insomma, quando si lavora da casa si accede alla propria rete wifi e quindi insomma, i dati che sono molto importanti, abbiamo imparato a scoprire quanto valore hanno per le aziende, possono essere maggiormente a rischio, ecco come ci si può tutelare e anche appunto in questo contesto dello smart working come le aziende possono in qualche modo ecco, proteggersi. Sicuramente è cambiata anche la logica con cui, prima e dopo il Covid, con cui le aziende oggi devono proteggere il proprio sistema informativo, perché mentre prima si pensava che era sufficiente la sicurezza perimetrale dell'azienda, quindi non far attaccare da fuori diciamo, il proprio sistema informativo, quando si è successo quello che è successo, insomma, da marzo 2020 si è scoperto che in realtà può essersi attaccati anche dai propri dipendenti che magari lavorano in condizioni diverse da quelle che si immaginava, e quindi oggi i sistemi di sicurezza devono partire appunto dal fatto che si può lavorare da casa e quindi si indebolisce notevolmente la sicurezza del proprio sistema informativo, tant'è che nel periodo iniziale del Covid e tutto per il 2020 gli attacchi cyber sono aumentati tantissimo e anche le percentuali di successo sono aumentate parecchio, proprio perché tutte le aziende in questa specifica situazione si sono trovate impreparate a dover gestire questi tipi di attacchi. Ovviamente oggi questa cosa non è più una novità, per cui tutti i sistemi di sicurezza oggi partono dal fatto che comunque tu puoi avere delle persone che lavorano da casa con i propri strumenti, con la propria rete, e tu devi comunque garantire all'interno dell'azienda la sicurezza dei dati e il fatto che non diventi quello lì un sistema per poter attaccare il tuo sistema informativo. Ci sono anche insomma, aziende, da alcuni studi, insomma, circa il 70% delle aziende che hanno attuato lo smart working insomma, utilizzano degli strumenti per monitorare anche quello che è il lavoro, giustamente, perché uno è a casa e insomma, non c'è un controllo diretto. Ecco, su questo fatto che anche qualcuno lo definisce anche un problema di privacy, se vogliamo, però insomma,
su questo fronte le aziende come si tutelano e poi sentiamo anche come possono tutelarsi i lavoratori. Allora, dal punto di vista tecnico ovviamente si può fare, e questo è ovvio. Dal punto di vista del controllo delle persone non credo si possa fare per una questione di privacy e comunque giustamente. Noi per esempio non adottiamo nessun strumento di controllo sul PC del lavoratore quando è a casa, perché abbiamo scelto una politica comunque di fare quello che devono fare, poi anche perché nel lavoro che facciamo noi, anche quando uno è in ufficio è davanti a un PC, in realtà se non vuole essere produttivo o non è produttivo è quasi uguale. Trova il sistema. Cioè comunque, ecco, quindi diciamo che non cambia niente da quel punto di vista, per quanto riguarda il nostro settore e la mia attività in particolare. Dal punto di vista legale non penso che si possa fare, noi ovviamente non abbiamo mai pensato, ma comunque strumenti ci sono. Magari un controllo, magari inteso anche come controllo della produttività, chiaramente. Però tu mi devi rendere conto di quello che fai, al di là del controllo insomma, al minuto. Sì, quello noi su quello abbiamo degli strumenti, certo. ma quelli ce li avevamo prima, che non controllano l'utilizzo dello strumento, del PC o del mezzo, ma controllano la produttività della persona, e quello è una cosa che ogni azienda deve avere per forza. Sì, della ricca, ecco, su questo, insomma, poi perché c'è anche l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che chi magari è in smart working molto spesso dice lavoro più delle ore che lavorerei in ufficio perché sono sempre connesso, arriva sempre la chiamata, la mail, controlla, e di fatto si lavora quasi, non dico H24, ma insomma si rischia di lavorare di più. Allora, posso dire che da parte dei lavoratori noi come CISL, insieme con ABDAP, la FIM-CISL, la parte dei meccanici, e con l'Università Cattolica di Milano, abbiamo fatto un'indagine, perché dopo la pandemia, sentendo anche le varie voci dei lavoratori, abbiamo voluto proprio fare un'indagine che ha interessato anche la nostra regione, con delle grandi aziende, grandi aziende metalmeccaniche, e i lavoratori hanno apprezzato molto questo periodo di smart working. Chi si è lamentato, per un 27% degli indagati, sono circa 5.000 i lavoratori che hanno risposto a questo questionario, prevalentemente nel nord Italia, e si lamentano della mancata comunicazione e l'interfacciarsi con le relazioni con i colleghi durante le ore d'ufficio, quindi l'isolamento del lavoro a casa. Questo proprio è stato il dato più rilevante. Che un po' conferma anche i dati che avevamo visto prima. Esatto, i dati. Invece sulla parte delle produttività c'è stato un aumento della produttività da parte dei lavoratori anche lavorando da casa, e quindi è stato anche un elemento valorizzativo anche per le aziende. Criticità poi emerse anche da questa indagine è la richiesta di formazione. Il lavoratore, anche se lavora a casa, chiede formazione, poter continuare a fare le formazioni come venivano fatte e svolte all'interno dell'azienda. Un'altra cosa che chiedono quasi per il 25% degli intervistati è invece di non lavorare tutte le giornate in smart working, ma fare anche delle giornate di lavoro all'interno dell'azienda, quindi lavorare 2 o 3 giorni in smart working e 1 o 2 a settimana o una settimana al mese all'interno della propria azienda. Sicuramente questo sarebbe una delle azioni auspicate, insomma, in modo di fare un mix sicuramente tra quello che si lavora a casa per avere anche la conciliazione magari con i tempi della famiglia, laddove è possibile, e il lavoro in azienda dove si mantiene il rapporto con i colleghi. Vedremo quello che succederà, ci fermiamo per la pubblicità, poi parleremo anche di questo con il Presidente Re. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, lo smart working al centro di questa trasmissione. Presidente Re, insomma, lo diceva Della Rica poco prima della pubblicità, l'idea, insomma, la richiesta di molti è quella di riuscire a conciliare una parte magari di lavoro a casa e una parte di lavoro in azienda. Ecco, gli strumenti attuali lo consentono sicuramente. Quale può essere
insomma, il giusto mix per garantire sia la produttività delle aziende sia magari anche le esigenze dei lavoratori. Se l'ottimale per i lavoratori è quello di avere un mix tra lavoro a casa e lavoro in azienda per poter essere comunque in contatto, avere dei contatti sociali, avere un rapporto proficuo anche all'interno dell'azienda con i colleghi e con il datore di lavoro, per quello che è la nostra esperienza, questo corrisponde anche alle esigenze aziendali. Cioè, l'azienda spessissimo, non dico sempre, ma gran parte delle volte ricerca questo, ricerca una soluzione che sia mista di attività lavorativa da remoto e in presenza in azienda, perché il coordinamento, il contatto, le cose sono necessarie e quindi non si può pensare, almeno per quello che abbiamo visto finora, pensare che ci sia una modalità esclusivamente di attività svolta da casa. Penso che si andrà avanti in questa direzione perché le esigenze sono queste e i dati lo confermano. Insomma, ecco, le attivazioni dei contratti che facciamo prevedono sempre questa alternanza di attività casa e lavoro, disciplinate ma ci sono. Ecco, Benedetti, per quanto riguarda invece la vostra esperienza, quella di Beantech, insomma, com'era prima della pandemia, perché magari già vi eravate imbattuti in questo, poi lo smart working, insomma, lo sottolineava Della Rica prima, e il telelavoro sarebbero due cose leggermente diverse, no? Però insomma, come lo utilizzavate prima, come lo state utilizzando adesso e come magari pensate di utilizzarlo in futuro? Allora, prima del Covid noi avevamo qualche caso particolare a cui noi siamo andati incontro perché per delle esigenze personali aveva richiesto la possibilità di lavorare in parte da casa. Sono d'accordo sul fatto che comunque è necessario che ci sia un'impostazione ibrida, no? Quindi ci sia una parte di smart working da casa e in parte in azienda. Col Covid ovviamente noi abbiamo dovuto per forza mandare tutti a casa. Noi, giusto un aneddoto, noi abbiamo cambiato sede in marzo del 2020, alcuni dipendenti che erano già assunti e hanno fatto il passaggio dalla sede vecchia alla sede nuova, hanno visto la nuova sede a giugno del 2020 e vedevo gente che passava per i corridoi, guardava che bello, era giugno del 2020 e non avevano mai visto la sede prima e quindi per necessità ovviamente abbiamo dovuto, poi durante la gestione, diciamo, di questo periodo, ormai sono 2 anni, quindi abbiamo imparato a gestirlo bene, abbiamo trovato un giusto equilibrio tra le persone che stanno a casa e le persone che vengono all'ufficio, andando incontro più che altro alle esigenze, perché abbiamo delle persone che ci chiedono di poter stare ogni tanto a casa perché comunque hanno delle esigenze familiari e abbiamo avuto anche delle persone che ci hanno supplicato di non stare a casa perché vogliono venire in ufficio. Poi noi abbiamo anche un'età media molto bassa perché sono ragazzi giovani che hanno bisogno di uscire di casa, stare magari insieme ad altri, per cui ci hanno chiesto proprio... Noi abbiamo cercato di fare una politica che è andata cercando di stare dal 30 al 70%, quindi 30 presenza, 70 a casa, oppure 70 in presenza e 30 a casa, quindi a seconda delle ondate del Covid, diciamo così. Adesso siamo in una fase, a rientro dalle vacanze, siamo andati circa 50-50, quindi cercando appunto però, magari non tutti fanno 50-50, qualcuno viene di più perché ha necessità di venire in ufficio, qualcuno sta più a casa perché ha necessità di stare a casa, quindi abbiamo cercato di andare incontro principalmente alle esigenze. Dal 1° aprile, che è una deadline importante, noi abbiamo già deciso che useremo questo strumento in maniera stabile e anche lì dobbiamo tenere conto delle esigenze aziendali, perché comunque noi siamo chiamati a rispondere, poi io sono pagato dall'azienda di cui sono presidente, per cui prima di tutto dobbiamo vedere quali sono le esigenze aziendali, ma anche le esigenze personali, quindi a seconda delle esigenze delle persone stabiliremo quante giornate poi loro potranno fare smart working e quanto potranno venire in ufficio. Abbiamo già un'idea di come organizzare questa cosa, per cui per noi siamo fortunati perché lavoriamo in un settore che ci consente di poter... Io purtroppo sicuramente altri settori che non consentono di essere così flessibili come noi dovranno prendere altre strade. Insomma, noi comunque abbiamo già fatto una nostra strategia che avrà comunque, ecco, ripeto, la cosa principale non è che ci sia una regola fissa, 2 giorni a casa, 3 in azienda o viceversa.
ma a seconda delle esigenze delle persone e dell'azienda. Beh, insomma, flessibilità è un po' la parola d'ordine, certo, che serve anche naturalmente in un'area come questa. Della Rica, può essere un'arma vincente, se vogliamo così dire, per le donne che tanto faticano, insomma, a conciliare casa e lavoro e che magari, avendo la possibilità di stare di più a casa, possono gestire meglio la famiglia o no? Ma sicuramente è un'arma vincente per le donne, ma ritengo non solo per le donne, anche per gli uomini. La condivisione dei lavori sia nelle aziende, lavori anche familiari, quindi non solo per la mamma ma anche per il papà può essere un'ottima forma di flessibilità dell'orario. Sì, lo dicevo per le donne anche perché spesso sono loro che si devono sacrificare il loro lavoro a fronte della famiglia, in questo modo magari riescono a mantenere anche quella parte di lavoro a cui alle volte devono rinunciare proprio magari per seguire i figli in genere. Sì, no, condivido che lo smart working, il lavoro agile, il telelavoro come vogliamo chiamarlo, è un ottimo strumento di conciliazione, non è l'unico. Dobbiamo rimodulare tutta la nostra società partendo dai servizi, se dobbiamo parlare di conciliazione. Lo smart working è importante per tutti i lavoratori, però lo smart working non è lo smart working che abbiamo visto durante la pandemia, che è stato utilissimo perché ha permesso di rimanere a casa a tanti lavoratori. Lo smart working, ricordiamoci che è un lavoro agile, io posso lavorare, essere assunta a Udine ma lavorare dalla Sicilia o da un altro stato, perché smart, un lavoro smart, ed è questo che dobbiamo ricordarci. E poi noi come parte sindacale chiediamo sempre, e partendo dal livello nazionale, che lo smart working entri nei contratti collettivi nazionali e passi attraverso la contrattazione di secondo livello all'interno delle aziende. A che punto siamo lì? Siamo bene perché durante la pandemia solo in Friuli Venezia Giulia su modulazione degli orari, sugli accordi gli orari e flessibilità oraria abbiamo firmato più di 490 contratti. Sì, Presidente Re, secondo lei quale sarà il futuro dello smart working? Insomma, abbiamo sentito, abbiamo detto prima, insomma, il 31 marzo finisce questa fase emergenziale, almeno così ci auguriamo, anche insomma, tutti i protocolli attivati un po' decadono, però insomma, è uno strumento che, come abbiamo sentito, ma come è anche facile immaginare, possiamo anche fare un paragone con la DAD nel mondo della scuola, che sicuramente è stata utilizzata molto nell'emergenza, ma che non per questo, finita l'emergenza, dovrà essere completamente accantonata, perché c'è del buono anche lì. Ecco. Io vedo inevitabile che questo strumento diventi patrimonio di tutti, laddove chiaramente le modalità di svolgimento del lavoro lo rendono possibile, chiaramente. Si dovrà lavorare parecchio per migliorare tutti gli aspetti critici che sono emersi e che emergeranno anche facendo un uso più intenso di questo strumento. Quindi io ritengo che, come diceva la sindacalista che ne parlava in termini di regolamentazione dei contratti collettivi, questo diventerà una delle modalità standard, inevitabile, si va in quella direzione e si dovrà porre attenzione sicuramente ai vari aspetti che questa modalità poi fanno emergere, ecco, sicuramente. Ecco, tra uomini e donne, lei che ha avuto insomma, la possibilità di toccare con mano, c'è più richiesta oppure siamo lì? Ma siamo lì, diciamo che sì, è vero che abbiamo visto dei casi in cui le lavoratrici madri o le donne in genere trovavano quella soluzione che si confà alle proprie esigenze di famiglia e per i figli, in particolare nella situazione che sappiamo di in famiglia avere i figli che fanno la DAD o che sono in isolamento per effetto della pandemia, ma anche per situazioni che non sono così come quelle attuali, ma in genere. E anche gli uomini però in alcuni casi per esigenze proprie hanno
hanno trovato interessante e utile svolgere l'attività in quel modo, quindi è trasversale, sì. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi. Ultima parte di Economai FVG, il tema è quello dello smart working. Abbiamo affrontato con i nostri ospiti vari temi su questo argomento, naturalmente. Noi siamo andati a sentire con il nostro Andrea Pierini anche l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti per capire anche come la Regione ha utilizzato questo strumento sia nella fase emergenziale che anche quello che può essere insomma, il risvolto futuro. Allora, sentiamo le parole di Roberti. Assessore, smart working, com'è la situazione in Friuli Venezia Giulia oggi? La situazione è che noi progressivamente con l'andamento della pandemia abbiamo di nuovo liberato le maglie cercando di sfruttare la normativa attuale, nel senso che questa amministrazione regionale nell'attuale contratto di primo livello non prevede lo strumento, non disciplina lo strumento smart working. Sappiamo però che strumenti normativi nazionali, i famosi decreti Brunetta, hanno mandato di fatto tutte le persone in smart working nel periodo più critico dell'emergenza, quindi nelle pubbliche amministrazioni si è assistito a un vero e proprio esodo con lo spostamento verso casa. Il 15 ottobre l'ulteriore decreto Brunetta ha riordinato il ritorno al lavoro come modalità ordinaria in presenza, lasciando la possibilità alle singole amministrazioni tramite appositi accordi individuali di poter mandare delle persone individuando determinate categorie. Noi l'abbiamo dapprima fatto con le categorie dei fragili e chi aveva familiari, figli in quarantena, a man mano che l'andamento dell'epidemia è peggiorato con l'aumento del numero di casi abbiamo inteso aumentare, allargare ancora di più le maglie, tant'è che siamo arrivati a oggi, i dati più recenti, a circa 400 persone che ogni giorno stanno in smart working su un totale di 3.600 persone. Ma questo ci ha aperto anche nuove prospettive, nuove possibilità, nel senso che questo ci ha fatto capire che effettivamente non avere la disciplina dello smart working nel contratto di primo livello è un neo per l'amministrazione, perché riteniamo che questo sia uno strumento che possa, anzi debba essere utilizzato non soltanto in tempi di crisi, quando è necessario dare delle risposte ai dipendenti che magari anche per una quarantena di un familiare non possono, di un figlio non possono venire a lavorare, ma anche in tempi normali per poter permettere di conciliare i tempi del lavoro con i tempi familiari e comunque non perdere in efficienza. Lei ha sempre detto che lo smart working è uno strumento utile, però non bisogna sottovalutare l'impatto sulle attività anche commerciali che gravitano intorno al mondo del lavoro che c'è nel pubblico. E lo ribadisco, nel senso che quando parliamo di amministrazione regionale parliamo di un numero intorno alle 3.600 unità che si spostano ogni giorno e hanno i loro bisogni, dall'andare a bere il caffè all'uscire dall'ufficio al termine dell'orario lavorativo e potersi fare una passeggiata nel centro di Udine piuttosto che di Trieste o di altre città in cui ci sono sedi importanti. Detto questo, noi dobbiamo distinguere bene le due cose, dallo smart working emergenziale applicato in pieno lockdown quando tutta l'amministrazione si è svuotata e su 3.600 dipendenti 2.008 stavano in smart working, a uno smart working che deve essere diverso e a regime in tempi normali, uno smart working che quindi prevederà un tot di giornate, una percentuale di giornate in presenza e in cui i numeri sicuramente non saranno questi ma saranno sicuramente molto limitati e dove verranno date anche probabilmente, anzi quasi sicuramente verranno date delle priorità, nel senso che è chiaro che la mamma con dei bambini piccoli dovrà sicuramente, i genitori con dei figli piccoli dovranno sicuramente avere una priorità più alta con lo smart working rispetto a chi non ha queste necessità di carattere familiare. Ci sarà una legge in questo senso, una modifica del contratto collettivo, sempre un percorso molto complesso, del contratto unico più che collettivo, insomma quello regionale? Sì, nel contratto noi dobbiamo inserirlo, non ci sono problemi di modifica normativa, noi dobbiamo inserirlo nel contratto di primo livello, creare la disciplina base, quella che ora manca. E su questo siamo già attivi con i tavoli sindacali, siamo in piena contrattazione per il rinnovo del contratto che è scaduto e assolutamente l'intenzione, ma come più volte dichiarato l'intenzione mia e dell'amministrazione è quella di inserire questa disciplina nel contratto di primo livello, dando quindi la possibilità sul secondo livello, quindi ad ogni singolo ente, regione da una parte e i 215 comuni dall'altra, di poter disciplinare, organizzare e definire quali attività svolgere in smart working.
Ecco, Della Rica, quindi anche una buona apertura da parte della Regione su questo fronte, insomma i dipendenti regionali sono tanti, abbiamo visto come è stato utilizzato questo strumento, insomma bisogna anche inserirlo nei contratti, insomma, di primo livello. Sì, le parole di dell'assessore Roberto ci rincuorano, infatti noi abbiamo aperto il tavolo di contrattazione perché, come diceva, il contratto di primo livello, perché noi siamo penso l'unica regione in Italia che ha il contratto di primo livello negli enti locali, quindi dalla regione a tutti i comuni, e al suo interno non è ancora normato il lavoro agile. Ci stiamo lavorando e abbiamo chiesto di arrivare a un 40% del personale in smart working e il 60% in presenza. Ecco, ci sono anche dei risvolti così meno positivi sicuramente, insomma sicuramente in Europa dagli studi lo smart working è passato dall'11% al 48%, però insomma l'OMS ha anche posto l'attenzione sulle ricadute psicologiche che ci sono, insomma, in un rapporto anche pubblicato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro viene messo in guardia anche punti per i rischi per la salute fisica e mentale. Secondo l'OMS e l'OIL il telelavoro aumenta il rischio di isolamento sociale e di depressione, favorisce il consumo di fumo e alcol e conduce a una vita più sedentaria. Ecco, Della Rica, sicuramente questo è l'altro risvolto, cioè non abusare di questo strumento perché altrimenti, e lo vediamo se riusciamo a recuperare dalla regia questa notizia, ecco, questa naturalmente è un'esagerazione, no? Madre ottantenne esasperata prende a martellate la figlia in smart working, è successo qualche giorno fa purtroppo in Veneto, ecco, anche per dire, questo ripeto è un paradosso, ma che la convivenza anche con i familiari, con chi magari insomma, ha la sua routine insomma, in casa non è così semplice, ecco, non è che lavoro da casa e quindi sono lì pacifico e faccio insomma la mia vita. No, come dicevo prima, innanzitutto lo smart working deve essere messo in sicurezza anche al domicilio, non è che io posso sedermi in una sedia o lavorare sul pavimento, estremizzo, cioè deve essere una postazione ergonomica, una sedia ergonomica dove io mi siedo, anche perché nel tempo ci possono essere anche dei problemi fisici e quindi subentrare delle malattie professionali. Lì è l'azienda che deve fornire la sedia, o il dipendente che si deve arrangiare la mette incontro, o ci si mette d'accordo, anche perché qualcuno potrebbe dire vabbè però devi anche fornirmi sì, la postazione infatti, perché io a casa ed è per questo non... che noi chiediamo una contrattazione con le aziende per tutelare i lavoratori e anche tutelare No, al momento le aziende. dico cosa succede? In questo momento sono poche aziende che forniscono tutte le attrezzature ai lavoratori e anzi ci sono delle aziende che mandano anche il responsabile della sicurezza al domicilio del lavoratore per controllare se ha una postazione adatta per svolgere il lavoro al domicilio, però questo non è smart working, questo è telelavoro. È telelavoro. E lì ecco, bisogna... E questo bisogna chiarire le varie modalità di lavoro che noi vogliamo impostare alla società futura. Il lavoro smart working, il lavoro agile, come vogliamo chiamarlo, che noi abbiamo fatto in questi 2 anni, è un lavoro particolare, veramente particolare, perché non potevamo, nella prima fase non potevamo uscire da casa e quindi dovevamo rimanere tutti in casa e non tutti avevamo la villa col giardino, avevamo anche appartamenti piccoli di 50-100 metri quadri dove vivevano madre, padre, figlio e 3-4 bambini. E non parliamo e insomma, della convivenza, lavoro DAD. Sì, c'era la DAD e in certi casi c'erano anche i genitori che vivevano insieme. Certo. Quindi una situazione molto difficile, infatti molti si sono presi anche il cane per poter fare le uscire, poi abbiamo fare le visto passeggiate. Come abbiamo documentato poi in un servizio anche noi che però i cani sì, sono stati rimandati ai ecco, canili. Esatto, cioè, quindi abbiamo vissuto 2 anni sotto una bolla molto particolare e definirlo lavoro agile, il lavoro che abbiamo fatto, non è questo, allora, siamo però quasi... ha dato il là per far capire ai lavoratori e alle aziende che si può lavorare anche fuori dal posto di lavoro, dalla sede del lavoro. Io posso lavorare anche in una postazione diversa. Ecco, e fa benissimo a dirlo, perché siccome siamo quasi in chiusura, volevo toccare un altro argomento. Si era detto anche che c'era la possibilità, insomma, naturalmente più che contemplata, di poter nella seconda casa, in una località turistica, a Grado, a Lignano, a Tarvisio, in Piancavallo, dove si vuole, insomma,
poter lavorare da lì. Ecco, la domanda che faccio a Benedetti è però: è fattibile? Le reti come sono? Perché poi c'è anche un problema di infrastruttura, abbiamo visto i ragazzi in DAD che non riuscivano a comunicare, tutti quanti abbiamo provato esperienze, mi sentite, mi vedete, pixel al posto dei computer, insomma le nostre reti come stanno? L'Italia è al terzultimo posto nella classifica della connettività, quindi siamo sicuramente l'ultra banda larga, per esempio, adesso si comincia a vedere, però è stato per noi un sogno fino a poco tempo fa, quindi la fibra, per capirsi, no? È l'ultra banda larga. La larga banda arriva o con strumenti wifi, e quindi lì può raggiungere anche località sperdute in giro per il Friuli, oppure arriva via cavo. Decisamente noi dobbiamo migliorare parecchio. Il PNRR ha messo a disposizione un sacco di soldi per cablare, finire di cablare anche tutto il Friuli, quindi sarà sicuramente il cablaggio della fibra è necessaria per poter arrivare in tutti i posti del Friuli. Sicuramente questo migliorerebbe molto anche le condizioni di lavoro smart working. Grazie, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Grazie molte a Roberto Re, presidente dei consulenti del lavoro di Udine, per essere stati con noi. Grazie a Fabiano Benedetti, fondatore, presidente della Beant e capogruppo anche di telecomunicazione informatica in Confindustria Udine. Grazie a Renata Della Ricca della CISL di Udine, segretaria. Grazie a tutti voi, grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Paolo Bassi. Questa puntata di Economy FVG finisce qui, l'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Grazie, buona serata.